Gloria al Signore. Ringraziamo il Signore per questa mattina e ricordiamo i nostri fratelli che hanno bisogno delle nostre preghiere, fratello Riccardo Ferroni, la sorella Esmeralda, il fratello Giuseppe, perché il Signore possa guarirli presto per la gloria del Signore. Amen. Padre, nel nome di Gesù siamo qua nella tua presenza e vogliamo ringraziarti, Signore, di questa opportunità, del privilegio che ci dai di poter essere qui insieme, lodando e ringraziando te, perché sei degno di lode, onore e maestà, Signore. Grazie di questa domenica, grazie di tutto quanto, Signore, ci hai dato, ci hai permesso vivere fino adesso. Ti preghiamo, Signore, che tu continui ad essere con noi, a guidarci. Aiutaci in ogni cosa, Signore, abbiamo bisogno di te, che stamattina possiamo ricevere la tua potente parola come la rugiada che scende e nutre la terra. Così sia, Signore, la tua parola come la manna che scendeva e al mattino presto gli ebrei trovavano per terra, ma dovevano abbassarsi per prendere e raccoglierle. E ringraziamo, Signore, perché sappiamo che non è con la testa alta che arriveremo da te, ma in umiltà, in timore, troveremo la tua faccia, Signore, che tu possa stamattina rinforzare ogni credente, ogni fratello, ogni sorella, che tu possa, Signore, versare della tua potenza su di noi, che possiamo sentire come nei giorni di Pentecoste, Signore, quella potenza, quella grazia, quel vento impetuoso che ha riempito la casa dove si trovavano i discepoli. Così, Signore, stamattina che il tuo vento soffi in noi, in questa stanza, e riempia ogni cuore, Signore, ogni vita, che non esista vuoto, ma che tutti siano riempiti dallo Spirito Santo, Signore. Ti prego per quelli che ancora non sono arrivati, ti prego per quelli che non possono esserci, Signore, che loro possano venire e che possano avere la stessa opportunità che noi abbiamo avuto stamattina di essere qui. Non è per forza né per potenza, ma per tuo Spirito. Ti preghiamo, Signore, di guidarci in ogni cosa, che ognuno possa, Signore, mettere in cuore il desiderio di essere fedele, di servirti, perché noi diamo quello che abbiamo, ma sei tu, Signore, che versi su di loro qualcosa di potente, di soprannaturale. Ti preghiamo, Signore, che oggi tu apra i cieli, Signore, e versi su di noi la tua potenza, che tu scenda su di noi il tuo olio prezioso, perché possiamo tutti, Signore, essere ricaricati per la tua gloria. Continua, Signore, a assistere i nostri fratelli che si trovano malati. Ti prego che tu possa essere con loro, il loro sostegno, la loro forza, la loro salute. Restaura, Signore, la salute della sorella Esmeralda, del fratello Giuseppe, anche, Signore, di João. Ti prego, Signore, per Riccardo Ferroni, che tu possa restaurare la sua salute per la tua gloria, Signore. Sgridiamo ogni infermità nel nome di Gesù e ti preghiamo, Signore, che tu possa fare ognuno testimoniare la tua potenza di guarigione sulla loro vita. Signore, vorrei anche chiederti per la mia famiglia, per la mia mamma, mia nonna, la mia zia e per tutti quanti soffrono la perdita, Signore, del mio zio, che tu possa, Signore, portare la consolazione a ogni cuore, che tuo Spirito Santo ci consoli con la sua parola, con la sua potenza e la sua grazia, che, Signore, tu possa darci questa consolazione perché possiamo affrontare anche questi giorni di pianto per la tua gloria, Signore. Continua con loro, con la mia famiglia, con i miei parenti, quelli che sono più vicini, i figli, Signore, la moglie, e tutti quanti siano consolati da te, dal tuo Spirito Santo, nel nome di Gesù nostro Signore. È quello che ti chiediamo e ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen e amen.
Grazia, grazia, la grazia di Dio ci basta. Grazia, grazia, la grazia ho trovato in Gesù. Amen. Fratelli, in piedi come stiamo, continuiamo lodando al Signore. Vorrei invitare la sorella Nemesis per portarci i cantici congregazionali. Pace a tutti, così continuiamo a lodare al Signore, a ringraziare perché Lui è buono. La sua volontà questa mattina è che noi possiamo essere qui. Lodiamo con la numero 102. Gesù è il Salvatore che Dio dal cielo mandò in terra per salvare l'uomo peccator. In Lui chi crederà vittoria sempre avrà e vita eterna in dono. Un dì nel cielo godrà. Avanti o vo, avanti o vo, per entrare nella gloria del Signore. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore. Non più guardo a questo mondo, avanti o vo. Nel cielo mi porterà l'amato mio Gesù, egli del mio nemico il capo triterà. Al caro Redentor fedele sarò ognor, io sol voglio seguire e solo con fervor. Avanti o vo, avanti o vo, per entrare nella gloria del Signore. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore. Non più guardo a questo mondo, avanti o vo. La tromba suonerà del nostro Creator, comincerà gran festa dei santi del Signore. Al cielo in verità Gesù ritornerà, l'aspetto con pazienza, glorioso egli sarà. Avanti o vo, avanti o vo, per entrare nella gloria del Signore. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore. Non più guardo a questo mondo, avanti o vo. Presto il buon Salvator con sé mi porterà in cielo per godere l'eterna eredità. Avramo allor vedrò, Isacco incontrerò, insieme con Giacobbe a tavola Lazzaro. Avanti o vo, avanti o vo, per entrare nella gloria del Signore. Ora questa è la gioia che Gesù è nel mio cuore. Non più guardo a questo mondo, avanti o vo. Gloria a Dio. Alleluia, nel nome di Gesù. 160. Gloria al Signore. Benedizioni abbondanti, questo ha promesso il Signore, dono per noi consolanti, pegni del suo grande amor. Pioglie abbondanti, pioglie di spirito vogliam, stili di grazia ya abbiamo, ma una gran pioggia chiediam.
benedizioni abbondanti, manda dal cielo, Signor, risvegli vivificanti, che possono il cuore, pioglie abbondanti, pioglie di spirito vogliamo, stili di grazia abbiamo, ma una gran pioggia chiediamo. Benedizioni abbondanti possano adesso cadere, mentre preghiamo anellanti e a te vogliamo il pensiero. Pioglie abbondanti, pioglie di spirito vogliamo, stili di grazia abbiamo, ma una gran pioggia chiediamo. Gloria a Dio. Pace a tutti. Accomodatevi, fratelli, il nostro diacono Wallace continua con la guida del culto, presiedendo il culto, e continuiamo adorando al Signore, che è degno di gloria, onore e maestà. Amen? Gloria a Dio. Questo è il dì fatto dal Signor, vogliamo gioire con tutto il cor, Questo è il dì fatto dal Signor, vogliamo gioire con tutto il cuore. Questo è il dì fatto dal Signor. Amen. Saluto la Chiesa con la pace di Dio, amém? Per me è una gioia essere qua oggi, amém? Volevo lasciare un versículo alla Chiesa. Qua è una carta scritta da Paolo ai Corinzi. 2 Corinzi, capítulo 6, dai versículo 1 fino al versículo 7. Amém? Tutti abbiamo trovati? 2 Corinzi, capítulo 6, dai versículo 1 fino al versículo 7. Ora, essendo suoi collaboratori, vi esortiamo a non ricevere in vano la grazia di Dio. Perché egli dice, io ti ho esaudito nel tempo accettevole, e ti ho soccorso nei giorni della salvezza. Ecco, ora il tempo accettevole, ecco ora il giorno della salvezza. Noi non diamo alcun motivo di scandalo in nessuna cosa, affinché non sia vituperato il ministero, ma in ogni cosa raccomandiamo noi stessi come ministro di Dio, come molta pazienza nell'afflizione, nella necessità, nelle distrette, nelle battiture, nelle prigioni, nelle seduzioni, nelle fatiche, nelle veglie e nel digiuno, con purità, con conoscenza, con pazienza, con benignità, con lo Spirito Santo, con l'amore non finto, con la parola di verità, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia a destra e a sinistra. Amém? Qual è la carta di Paolo che scrive ai Corinzi, esaltando i fratelli per avere coraggio, per essere buono nella parola di Dio, per avere una vita di santità, una vita pura, perché quelli che
fanno la volontà di Dio deve essere puri, sinceri, gradevoli a Dio e deve avere una vita di sincerità. Quelli che parla dobbiamo vivere. Amen? Questo è il versetto che lascio la Chiesa. Volevo invitare il fratello Jonathan a dare anche lui una parola. Amen? Fratello Jonathan. Saluto la pace del Signore alla Chiesa. Non ero preparato, comunque la parola ci insegna a essere pronti. Possiamo cercare nel Salmo 42, nelle vostre Bibbie. Salmo molto bello, conosciuto dalla Chiesa. Leggiamo insieme, la parola dice così. Come la cerva anela ai rivi delle acque, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e comparirò davanti a Dio, le mie lacrime sono divenute il mio cibo giorno e notte. Mentre mi dicono di continuo, dove è il Dio? Ricordando queste cose dentro di me, do libero sfogo all'anima mia, perché solevo andare con la folla, camminando con essa fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa. Perché ti abbatti, anima mia? Perché gemi dentro di me? E spera in Dio, perché io lo celebrerò ancora per la salvezza della sua presenza. O Dio mio, l'anima mia è abbattuta dentro di me, perciò mi ricordo dal paese del Giordano e dalle cime del Hermon, del monte Misar. Un abisso chiama un altro abisso, fragore delle tue cascate, tutti i tuoi flutti e le tue onde sono passati sopra di me. Da giorno l'Eterno mi larghisce la sua benignità e di notte il suo cantico sarà con me una preghiera al Dio della mia vita. Io dirò a Dio, mia rocca, perché mi hai dimenticato? Perché vado in giro vestito a lutto per l'oppressione del nemico? Come con una spada che frantuma le mie ossa, i miei nemici mi insultano, mentre mi dicono di continuo, dove è il tuo Dio? Perché ti abbatti, anima mia? Perché gemi dentro di me? Spera in Dio, perché io celebrerò ancora. Egli è la mia salvezza e il mio Dio. Amen. Quindi possiamo dire oggi alle nostre anime, perché ci abbatti le nostre anime? Perché sentiamo questo voto? Anche perché siamo credenti? C'è una risposta molto chiara qua. Il salmista sta dicendo alla sua anima, perché ti abbatti, anima mia? Ancora devo adorare al Signore. Tante volte noi ci sentiamo abbattuti anche per tante cose che lo sguardo di noi è al di là di ciò che il Signore ci sta chiamando. È una cosa che noi possiamo vedere nella Bibbia, che noi siamo stati per adorare a Lui. Quindi non possiamo adorare a due Dio, come c'è scritto nella parola. Ecco perché la Chiesa c'è questa freddezza spirituale che abbiamo in Chiesa. Veniamo le domeniche, vediamo i fratelli, vogliamo vedere quei fratelli che pensiamo in settimana, abbiamo pregato per quella persona, per quella famiglia, non le vediamo. Ma dipende da noi o dipende da loro questa scelta?
sempre quando veniamo qua siamo a rappresentare una famiglia, siamo a rappresentare tutta la comunità cristiana, anche se siamo in pochi. Ci domandiamo perché ci sono poche persone in chiese, nelle chiese, ma il Signore ci fa vedere la sua grande bontà, la sua misericordia, la sua grazia, che nonostante queste cose siamo qua noi rappresentando questa famiglia che abbiamo in Cristo Gesù. Quindi possiamo oggi dire: perché ti abbatti, anima mia? Se il Signore ci ha scelto nonostante le nostre difficoltà, però c'è anche possiamo dire una esortazione anche a chi stiamo a servire. Stiamo servendo al Dio vivente o stiamo servendo a Dei? Perché siamo abituati purtroppo ad adorare lo creato, non al creatore. Quindi che la Chiesa possa avere convinzione, conoscenza di ciò che stiamo affrontando, di ciò che viviamo. Veniamo qua ad adorare al Dio vivente che ci ha dato le cose, al Dio vivente che ci ha creato tutto ciò che è intorno a noi, o soltanto veniamo qua perché per passare il tempo, per vedere i fratelli e non avere una convinzione di chi siamo in Cristo Gesù. Quando noi abbiamo una convinzione di chi siamo in Cristo Gesù, allora le cose vanno diverse. Quindi questo è un segno il perché siamo tanti così abbattuti nelle nostre vite. E possiamo dire che a volte vediamo i leader, vediamo che loro sono sollevati, ma loro anche soffrono tante cose. E a volte si domandano anche dove è il loro Dio. E perché questa cosa? A volte per mancanza di comunione, perché ci sentiamo più sollevati a essere presenti nella congregazione, a essere pieni di impegni nella Chiesa e non avere comunione con Dio. Quando Dio ci sta chiamando a pregare, avere una comunione per avere una convinzione di ciò che parliamo. Non possiamo venire qua come mi ha chiamato qua alla Sora a dare un messaggio quando è molto importante ciò che trasmettiamo, anche ciò che parliamo. Quindi bisogna avere certezza di ciò che facciamo nel Signore, di ciò che siamo, che il nostro parlare sia esempio agli altri credenti, non inciampo. Si può dare che siamo noi stessi come credenti in inciampo perché le persone non vengono a Cristo? Avete fatto questa domanda? Perché ci abbatte, perché ci sentiamo abbattuti delle nostre anime? Perché ci manca tanto cammino, e se continuiamo così con le nostre forze non arriveremo troppo lontano. Comunque con la sua grazia che è infinita in misericordia, Lui ci sostiene nonostante le nostre debolezze. Quindi quando io vedo questo, il salmista diceva alla sua anima: perché ti abbatti, anima mia? Ancora ho da adorare al Signore. Perché ci abbattiamo per tante cose che viviamo? Abbiamo più lo sguardo alle cose create, come dicevo. Questo è vero, perché te vedi un credente serio nelle cose del Signore, è un esempio, ha un fervore per predicare l'Evangelo. Quindi noi siamo qua chiusi, ci manca abbastanza per essere veri cristiani. Se qualcuno vuole essere grande nel regno di Dio, che serva alle altre, dice la parola. No, non dice così la parola. Non è che sto a parlare qua cose che mi vengono in mente. Stiamo servendo il nostro vicino, stiamo servendo il nostro prossimo e stiamo vedendo le difficoltà che ha e non facciamo una preghiera. Stai aiutando alla tua famiglia, magari un parente che ha bisogno, non tanto economicamente, sino di dire: guarda, il Signore ti ama. Il Signore è lì pronto a ascoltarti ciò che ne hai bisogno. La parola dice che noi senza di chiedere, Lui sa il nostro bisogno. Quindi perché chiediamo tante cose?
non è meglio ringraziare al Signore per ciò che abbiamo? A volte anche per pregare ci manca tanta saggezza. Soltanto chiediamo al Signore e non vediamo tutto ciò che il Signore ci ha dato. A parte il materiale, se guardiamo in là, la salvezza che Lui ci ha dato è grande, e di custodirla e di prendersi cura anche di essa, perché sennò ci sono tanti che sono cascati anche in essa. Quindi che oggi possiamo dire al Signore con la nostra anima meglio: perché ti abbatti, anima mia? Ancora celebrerò l'Eterno, perché ancora lo servirò. Per tutta la mia vita servirò al Signore e abiterò nella casa di Lui. Che il Signore vi benedica. Amém? C'è volte che la nostra anima si abbatte, ma dobbiamo fidare nell'Eterno e Lui come si dice, rinforzerà. Amém? Volevo invitare il diacono Maurizio a dare una parola, una testimonianza come vuoi lui. E dopo il fratello Rick, chiedo che fa una preghiera. E dopo la sorella Priscilla fare un canto di lode. E così andiamo. Amém? Saluto la Chiesa con la pace del nostro Signore Gesù. Amen. È il Salmo 25, richiesta di protezione, guida e perdono. Quindi noi ci rivolgiamo al Signore che ci protegga da ogni cosa, dal 1 al 6 capitolo. A te, o Eterno, io elevo l'anima mia. O Dio mio, in te confido, fa che non sia confuso e che i miei nemici non trionfano su di me. Si fa che nessuno di quelli che sperano in te siano confusi quelli che si comportano stranamente senza motivo. O Eterno, fammi conoscere la tua via, insegnami i tuoi sentieri, guidami nelle tue verità e ammaestrami, perché tu sei il Dio della mia salvezza. Io spero grandemente in te tutto il giorno. Ricordati, o Eterno, delle tue compassioni e delle tue misericordie, perché sono da sempre in te. Amen. Noi ci sta ricordando il Salmo 25 che il Signore è il nostro pastore, è Lui che ci protegge da ogni problema, da ogni pericolo. E diciamo che confonde i miei nemici che mi vanno contro, che non mi amano, non mi vogliono bene, ma noi dobbiamo volerli bene questi nemici, quindi dobbiamo anche pregare per loro, dobbiamo affrontarli nel fare del bene a loro, perché così ci ha insegnato l'Eterno. E quindi l'Eterno ci fa conoscere le sue vie. Attraverso la parola della Bibbia, l'Eterno parla con noi e Lui ci fa conoscere le strade, quali quelle giuste e quali quelle sono sbagliate. E io mi appoggio sempre sull'Eterno. E quindi noi dobbiamo ascoltare la parola per capire e sapere, non solo ascoltare la parola che viene detta, ma anche noi dobbiamo impegnarci e leggerla la parola, che così la capiamo molto di più in profondità. E quindi noi oggi ringraziamo il Signore che ci ha fatto venire
della sua casa ad ascoltare la sua parola. E come hanno parlato sia il diacono che sia Jonathan, ognuno di noi ha detto qualcosa che l'Eterno ci vuol far capire in questo momento. Quindi ascoltiamo queste parole di questa mattina, perché sono un aiuto per la nostra vita spirituale. Noi ringraziamo l'Eterno, ci affidiamo a Lui in tutte le nostre necessità, in tutte le nostre vie, perché noi abbiamo bisogno dell'Eterno e Lui ha bisogno di noi, di sentire la nostra voce, la nostra parola. Quando noi ci mettiamo nella preghiera nella mattina, noi ci mettiamo nella sua presenza e Lui ci ascolta, perché Lui ha voglia di ascoltare la nostra voce. E noi siamo qua in questo momento perché Lui ci sta dando una parola e quindi ci sta chiamando ad ascoltarlo. Quindi parliamo con Lui sempre delle nostre necessità, ringraziandolo sempre, ogni volta. E io chiedo grazie al Signore che ci dà l'opportunità di parlare e anche di ascoltare venendo in chiesa. Quindi ringrazio il Signore Dio questa mattina per tutti noi. Che il Signore ci guardi e ci benedica nel nome del Signore Gesù. Amen. Pace a tutti. Possiamo applaudire per il Signore. Prima di fare questa preghiera vorrei dire una cosa che sempre nella parola, perché la parola è la vita. E mi ricordo del capitolo 2 di Giovanni, il primo miracolo di Gesù, quando egli trasformerà quest'acqua in vino. La Bibbia ci dice che lui e i suoi discepoli erano invitati. E infatti questo mondo è il matrimonio e noi siamo invitati in questo mondo, perché noi siamo nel mondo ma non siamo di questo mondo. E Gesù ci vuole usare come questi cisterni, come questi vasi che non erano pieni di acqua, per aggiungere quest'acqua in noi, affinché noi possiamo essere trasformati nei vasi pieni di vino per regalare questo mondo, perché queste persone che sono lì fuori possano bere questo vino e sappiano che il nostro Dio è potente. Amen. Ecco perché mi piace questa canzone che dice: fai di me un vaso nuovo dove gli altri potranno bere. Che questa mattina che il Signore fa di noi dei vasi nuovi, pieni di acqua, trasformati in vino, perché questo mondo beva questo vino dato dal Signore. E in questo capitolo 2 vediamo che il maestro della cerimonia dice che ma di solito negli altri matrimoni ci servono prima il buono vino e poi alla fine ci danno quello che non è buono, perché sanno che quelli che sono invitati sono già ubriachi. Ma a te invece nel matrimonio tu ci hai dato un vino buono alla fine. E il Signore non vuole dare un vino come li fanno gli altri negli altri matrimoni, no. Il Signore vuole dare un buon vino a questo mondo, ma ha bisogno di te, di me, per essere questi vasi dove gli altri potranno bere. Allora la nostra preghiera di questa mattina è di dire al Signore: Signore, davanti a te io voglio che tu fai di me un vaso nuovo. Ce l'ho le mie preoccupazioni, ho delle cose che io vorrei che tu possa fare nella mia vita, non lo so, la casa, la macchina, tutte queste cose. Però il più importante è che tu mi usi per dare a bere agli altri. Diceva il Signore che gioia di poter dare la sua vita per gli altri.
e dare la sua vita e di diventare questo vaso perché gli altri possano bere. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per questa opportunità che tu ci hai dato questa mattina di essere qua davanti al tuo cospetto, di essere qua davanti alla tua presenza, Signore. Non c'è un Dio più grande di te, non c'è un luogo più alto. Infatti tu sei alto, ma tu sei pieno di profondezza, Signore. Tu sei il Dio onnipotente, Signore. E tu ci inviti, Signore, a scavare, a abbassarsi per scavare, per trovare questo tesoro. Ma un tesoro che non è della terra, ma un tesoro del cielo, Signore. In questa mattina, Signore, vogliamo, tu che sei il vassaio per eccellenza, che tu ti possa dare una forma, Signore. Oh, a volte noi vogliamo avere un'altra forma, ma vogliamo che tu ti possa dare la tua forma, Signore. Questa forma perché noi possiamo essere dei vasi che tu riempirai di quest'acqua che sarà trasformata in vino, Signore, per regalare questo mondo che ha bisogno del tuo vino, il vino spirituale, il vino buono, non questo vino non questo vino che gli altri possano dare, ma che tu dia, Signore, a questo mondo, Signore. Trasformaci, Signore. Oh, a volte la dipendenza alle cose di questo mondo ci possa sopraffare, ma Signore, che lo Spirito tu ti apri gli occhi per vedere che c'è più bellissima, c'è più gioia di servire, di essere questi vasi, Signore. Trasformaci, Signore, riempici, Signore. Che i nostri cuori, Signore, diventino, Signore, delle cose che servono alla tua gloria, Signore. Noi vogliamo servire a te, Padre, perché tu sai che questa mattina non siamo venuti con i nostri problemi, tu sai che, ma noi vogliamo ritornare con i problemi che abbiamo messo da parte, ma ritornare con l'acqua viva, ritornare con le cisterne piene, i vasi pieni di vino, Signore. Che lo Spirito tuo ci aiuti, Signore. Che lo Spirito tuo ci trasforma, Signore. Prego per tutti i missionari che cooperano per la tua opera, Signore. Non è facile, Padre, però con il tuo Spirito arriveremo fino alla fine, Signore. Dà la tua forza al nostro diacono oggi che sta svolgendo la tua opera, Signore. Che questo giorno sia ancora un rinforzo, Signore. Che questo culto di gratitudine sia un rinforzo, Signore. Dia la forza a tutti, Signore, nelle basi missionarie che cooperano per quest'opera, Signore. Per la tua gloria, Signore. Per la tua gloria, nel nome di Gesù. Amen. Missionária Priscila, enquanto lei loda i Signori, si fa la coleta di décima e le offerte, amém? E puoi predicare anche per la coleta, sì, pregare. Saluta tutti con la pace del Signore. Gloria a Dio, preghiamo. Puoi prendere la tua offerta, puoi prendere la tua decima e quel cuore grato per ringraziare il Signore, che non sia solo un momento di stendere la mano e buttare un soldi, ma che sia un momento che fa parte del tuo culto, un momento di gratitudine, di gioia, di fede, di obbedienza. Signore, vogliamo lodarti, vogliamo ringraziarti. Oh Signore, vogliamo dare quello che è tuo e vogliamo, Signore, anche dare l'offerta come un atto di gratitudine, come parte del nostro culto a te. Perché vogliamo dire che tutto che abbiamo e tutto che è in noi, tutto che siamo e tutto quello che abbiamo ti appartiene, Signore.
ogni parte, nessuna parte esclusa, Signore. Tutto in noi adora il tuo nome. Che questa offerta sia un segno di adorazione, che questa decima sia un segno di fede, Signore, sia un segno di obbedienza. Signore, io ti chiedo nel nome di Gesù, benedice ognuno che offrirà con gioia, perché la tua parola dice che tu ama un donatore gioioso. Signore, che tu possa moltiplicare nella casa di ognuno, Signore, che la tua parola si compia nella vita della tua Chiesa, che loro possano vedere la tua prosperità, che loro possano vivere la tua prosperità, non quella che il mondo dà, ma quella che tu puoi dare ai tuoi figli, Signore. Io ti chiedo nel nome di Gesù, moltiplica anche per la tua Chiesa. Tu sai che viviamo in un mondo difficile, Signore, e nonostante tutto tu dici dai a Cesare quello che è di Cesare. Ma ti chiediamo, Signore, che tu possa provvedere per noi, alleluia, il pane quotidiano, per la tua Chiesa tu possa provvedere, Signore, tutto ciò che abbiamo bisogno, non solo per continuare, ma per avanzare nel tuo regno, Signore. Io ti chiedo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Lodiamo insieme. Alleluia. Gloria a Gesù. Gloria a Gesù. Alleluia. Tu sei libero per adorare il Signore. Tu sei libero per alzarsi, per alzare le tue mani, per versare il tuo cuore davanti al Signore. Lui ci vede. Alleluia. Alzo le mani. Offri la tua lode al Signore, anche se tu sai, Signore, come siamo arrivati qua. Alzo. Non importa i problemi che ho, io ti adoro. Alleluia. Quando alzo le mani, comincio a sentire che non sia il mio canto, ma che sia l'adorazione della Chiesa che mi fa cantare. Quando alzo le mani, comincio a sentire il fuoco. Quando alzo le mani, il mio peso scompare. Nuove forze tu mi dai. Tutto questo è possibile, tutto questo è possibile quando alzo le mani. Alzo le mani. Dice per te stesso, anche se non ho forze, perché stai abbattuto, anima mia. Alleluia. Alzo le mani, anche se ho 1000, perché la mia adorazione non è condizionata alla mia situazione. Quando alzo le mani, alleluia, un'unzione che mi fa cantare. Quando alzo le mani, comincio a sentire il fuoco. Quando alzo le mani, il mio peso scompare. Nuove
è possibile, tutto questo è possibile quando alzo le mani, mentre tu adori il Signore ti rinnova. Oh, mentre tu adori il Signore ti rinnova. Mentre tu adori il Signore arriva. C'è un mistero nell'adorazione, fratelli. L'adorazione è come, alleluia, come l'acqua. Siamo come un pesce. E senza adorare il Signore non sopravviviamo. Alleluia. Mentre adoriamo il Signore viene col suo Spirito Santo e ci consola e ci anima e ci fortifica. Alleluia. Quando alzo le mani, tutto questo è possibile, tutto questo è possibile quando alzo le mani. Alleluia. Continua adorando il Signore. Continua adorando il Signore perché Lui è qui. Lui è qui e ti visita oggi. Alleluia. Ora passo la parola al nostro pastore, così lui fa la preghiera per i bambini, classe felice. Amém? Glória al Signore. Pace a tutti. Glória a Dio, che meraviglia poter essere qui e lodare al Signore insieme, perché Lui è degno di gloria, di onore, di maestà. Mettiamoci in piedi per la parola di Dio, fratelli. A volte noi cerchiamo cose straordinarie, Dio è nelle cose semplici che a volte noi rifiutiamo, diciamo, ma mi tira più le cose che brilla, che risplende. Signore non ci ha fatto vasi d'oro, ci ha fatto vaso d'argilla. Ma ciò che è prezioso non è il materiale che è fatto il vaso, ma il contenuto che il vasaio versa dentro il vaso. Quindi dentro il vaso c'è un contenuto che vale molto di più del contenuto della materia che c'è nel vaso. Amen? E lodiamo al Signore per ogni cosa. Io vorrei condividere un testo della parola di Dio con voi. Nella lettera di San Paolo ai Corinzi, capitolo 7, versetto 2. Capitolo 7 ai Corinzi, versetto 2. Dice la parola del Signore: fateci posto nei vostri cuori. Noi non abbiamo fatto torto a nessuno, non abbiamo rovinato nessuno, non abbiamo sfruttato nessuno. Non lo dico per condannarvi, perché ho già detto prima che voi siete nei nostri cuori per la morte e per la vita.
grande è la franchezza che uso con voi e molto ho da vantarmi di voi. Sono pieno di consolazione, sovrabbondo di gioia in ogni nostra tribolazione. Da quando siamo giunti in Macedonia, infatti la nostra carne non ha avuto nessun sollievo, anzi siamo stati tribulati in ogni maniera, combattimenti di fuori, timori di dentro, ma Dio, che consola gli afflitti, ci consolò con l'arrivo di Tito. E non soltanto con il suo arrivo, ma anche con la consolazione da lui ricevuta in mezzo a voi. Egli ci ha raccontato il vostro vivo desiderio di vedermi, il vostro pianto, la vostra premura per me, così mi sono più che mai rallegrato. Anche se vi ho rattristati con la mia lettera, non me ne rincresce, e seppure ne ho provato rincrescimento, poiché vedo che quella lettera, quantunque per breve tempo, vi ha rattristati. Ora mi rallegro non perché siete stati rattristati, ma perché questa tristezza vi ha portati al ravvedimento. Poiché siete stati rattristati secondo Dio, in modo che non aveste a ricevere alcun danno da noi. Perché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte. Infatti, ecco, quanta premura ha prodotto in voi questa vostra tristezza secondo Dio, anzi, quante scuse, quanto sdegno, quanto timore, quanto desiderio, quanto zelo, quale punizione. In ogni maniera avete dimostrato di essere puri in questo affare. Se dunque vi ho scritto, non fu a motivo dell'offensore né dell'offeso, ma perché la premura che avete per noi si manifestasse in mezzo a voi davanti a Dio. Perciò siamo stati consolati e oltre a questa nostra consolazione ci siamo più che mai rallegrati per la gioia di Tito, perché il suo spirito è stato rinfrancato da voi tutti. Anche se mi ero un po' vantato di voi con lui, non ne sono stato deluso, ma come tutto ciò che abbiamo detto era verità, così anche il nostro vanto con Tito è risultato verità. Ed egli vi ama più che mai intensamente, perché ricorda l'ubbidienza di voi tutti e come l'avete accolto con timore e tremore. Mi rallegro perché in ogni cosa posso aver fiducia in voi. Amen. I bambini? E c'è oggi il mio astronauta? C'è la Raffaella Calò, che quando sono arrivato era così, piccolina, un palloncino. Gloria a Dio. I bambini crescono, no, fratelli? Gloria al Signore. Preghiamo per la sorella Lupi, che ha bisogno delle nostre preghiere, lei che lavora per il Signore nel ministero Kidis. Preghiamo per lei e per tutti quanti si occupano dei bambini. I bambini non sono il futuro della Chiesa, loro sono il presente della Chiesa. La nostra Chiesa è fatta per loro. Prima io mettevo fiori qua, quei vasi che rischiavano cadere. Io ho detto no, non posso mantenere una Chiesa che i bambini non possono muoversi.
e ho tolto tutto di mezzo perché loro devono avere libertà come noi abbiamo. Loro sono più importanti dei vasi, è vero o no? Sono più importanti di qualsiasi cosa, perché noi siamo più importanti di qualsiasi cosa. E quindi è meglio le persone di che una sala. Perché di che vale una sala senza le persone? Di che valgono le sedie senza le persone? È vero o no? E loro stanno crescendo. La nostra Chiesa deve essere pronta per accogliere oggi, non domani. Li stiamo lavorando quotidianamente per offrire a tutti, ma in speciale a loro, una Chiesa che loro si sentono a casa, una Chiesa che loro si sentono accolti, perché il mondo offre molto. Quando diciamo una Chiesa che loro si sentono accolti, noi non vogliamo intrattenerli, perché la classe felice non è un intrattenimento, è un ministero spirituale che svolgiamo per dare a loro ciò che il mondo non può offrire, perché certamente nel mondo loro riescono ad avere, a trovare posti bellissimi per giocare, per stare insieme. I parchi ora di estate sono pieni, con tanti giochi, con tante cose. La Chiesa non avrà mai una struttura come loro. E io vedo su internet tante chiese che cercano di fare delle strutture straordinarie. È bello, è importante, ma non è tutto. Perché non importa avere una struttura straordinaria se loro entrano e escono con la pancia vuota. Perché il Vangelo è la potenza di Dio per chiunque crede. Noi ci preoccupiamo sì di strutturare, di organizzare, ma di offrire un cibo a loro solido, importante per il presente loro e per il futuro loro. Quindi non pensate che nella classe felice loro vanno a giocare, a essere intrattenuti. No, loro sono lì a ricevere l'alimento spirituale. Ok? La missionaria Priscilla, insieme al gruppo che lavora per i bambini, in questo ministero loro preparano tutto un devozionale, un percorso biblico mensile, e io penso che i genitori ricevono, non so se svolgono. Noi stiamo facendo la nostra parte. È come Pietro e Giovanni ha detto: ciò che ho ti do, e noi ciò che abbiamo stiamo dando. Io non so se state facendo come la manna, che qualcuno voleva trattenere e dire tengo qui, dopo uso. No, la porzione giornaliera deve essere usata quotidianamente, tutti i giorni, come il Signore aveva detto alle famiglie, ai capi delle famiglie di Israele: inculcare ai vostri figli, parlate di mattina e di sera, di mattina e di sera, la legge, perché loro possano assorbire e vivere, perché la parola è vita. Amen? Possiamo benedire questi bambini stamattina con una preghiera? Sono contento che c'è Adriana, lei è bravissima con tante cose. Vorrei invitarla per fare questa preghiera, chiedendo ai bambini, chiedendo al Signore per questi bambini che possano crescere nella presenza del Signore. E sono molto felice perché in Italia Dio ci ha dato molti amici, e Adriana è un'amica che il Signore ci ha dato, e possiamo servire al Signore insieme, indipendente di uno essere di una parte del Brasile e quell'altro di un'altra parte, ma noi parliamo la stessa lingua, non perché parliamo portoghese, ma perché parliamo la lingua spirituale. Amen? Vieni Adriana, pregare. Pace del Signore Gesù. Chiedo scusa per prima cosa per l'italiano, non lo so se era buonissimo. Vai.
Preghiamo il Signore. Padre Santo, bello, che amiamo tanto. Signore, vogliamo ringraziarti per questa giornata, ringraziarti anche per l'opportunità di essere qui e poter sentire la tua parola. Mettiamo davanti a te, Signore, questi bambini che il Signore un giorno ha sognato e ora sono qui con noi. Signore, che la tua parola, che quello che l'insegnante porterà a loro, possa entrare nei loro cuori e fare radici, Signore. Che loro possano non solo ricordare di ogni parola, di ogni insegnamento, ma principalmente fuori da qui essere o volere espressare quello che hanno imparato. Grazie a Dio per questa giornata, per tutte le famiglie che sono qui, in nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Potete andare, andrà la Lupi. Pietro calò perché piange. Ti sei fatto male? Mi fai vedere qua? Un bacino che passa subito, un bacino. Se tu piangi sanguina di più, Fratelli, sono stato a Rimini questo fine di settimana, per grazia di Dio. Sono stato invitato già da alcuni anni, sempre per la grazia di Dio, di poter partecipare con i pastori di tutta Italia. Parlavo con Rick, mi sento a volte un po' fuori parte perché sono straniero e la maggior parte sono italiani, però Rick ha visto l'amore che dimostrano per noi, per la nostra chiesa, riferiscono sempre il mio nome, sono sempre lì a chiamarmi e per grazia di Dio questi pastori ci hanno invitato, se il Signore ci dà la grazia e la forza, la salute per andare, di insegnare un anno in più, nel periodo 2026-2027, la scuola biblica per i pastori, per i nuovi ministri in Italia. E ringraziamo il Signore per questa grazia e bontà che ci concede il Signore di poter servirlo tramite l'insegnamento della parola. Amen. Ringrazio anche il Signore per la vita di questi pastori che operano in tutta l'Italia con molta semplicità. Ci sono chiese grandissime, ci sono chiese piccole, diverse realtà, ma in tutto siamo uniti, perché Cristo ci unisce. E quando siamo insieme non sentiamo differenza, perché uno ha una chiesa più numerosa, quell'altro una chiesa... No, lì siamo tutti uguali, ci trattiamo come principi di Dio, perché io tratto quei pastori come principi di Dio che sono stati scelti per operare nel nome del Signore. È stato un fine di settimana, venerdì sera, ieri mattina, molto benedetto. Il tema è stato riparatore di rete, che spingeva i pastori a non solo lanciare, a gettare la rete. Evangelizzazione è importante, è essenziale, è la nostra priorità. Ma abbiamo parlato anche che è necessario sedersi alla riva per trattare i pesci, perché quando si prendono i pesci sulla rete vengono tante cose, non solo pesci, ma vengono pesci, alghe e tante altre cose. E dopo che si fa una pesca bisogna pulire la rete, riparare la rete perché qualche pesce ha danneggiato la rete. E la pazienza abbiamo parlato, che nel ministero pastorale ci vuole pazienza. Pazienza perché né tutti hanno lo stesso livello spirituale,
né tutti hanno ricevuto lo stesso cibo spirituale. Dentro le tribù di Israele, che erano 12, ogni tribù aveva un'abitudine. La tribù di Dan, la tribù di Gad, la tribù di Manassè, la tribù di Ruben. Ogni tribù aveva un'abitudine. Tutti avevano una legge, ossia la parola era una, ma le abitudini erano diverse. Uno piaceva il pane più tostato, quello piaceva più morbido, quello piaceva più soft, ognuno con la sua abitudine, ma facevano parte tutti di un stesso popolo. Quindi noi fratelli siamo organizzati, io non dico divisi, siamo organizzati di modo diversi. Noi congreghiamo qua, quegli altri congregano di là, quegli altri congregano di là, ma siamo uno stesso popolo. Tutte le chiese fanno parte di uno stesso popolo, il popolo di Dio, perché non c'è due dei, è solo un Dio. Amen? Il Dio unico, vero, quello che ha fondato, ha creato la terra, i cieli, i mari, le stelle, quello che nella parola dice nel principio era e ancora è e sempre sarà. Quindi, fratelli, questo Signore ci chiama a svolgere non solo un ministero come pastori, come ministri, ma un ministero anche come fratelli. Un ministero come fratelli. Dicevo proprio ieri, bisogna comprendere il ministero della fraternità, perché si parla molto del ministero pastorale, del ministero del diacono, del ministero del presbitero, del ministero dell'evangelista, ma abbiamo bisogno di rinforzare il ministero fraternale, perché prima di essere qualsiasi cosa, di svolgere qualsiasi ministero che non desideriamo, o meglio, che non compriamo, non acquistiamo, ma riceviamo come dono di Dio anche i ministeri, dobbiamo svolgere il più grande ministero, che è il ministero della fraternità. E Paolo qua, nel testo ai Corinzi, ci fa capire questo, ci fa comprendere un po' questa necessità di svolgere questo ministero. Perché a volte noi pensiamo che essere fratelli vuol dire condividere le stesse cose. E essere fratello non vuol dire condividere le stesse cose, ma vuol dire che noi ci amiamo appunto, che le cose che non condividiamo non ci dividono, che il nostro amore fraternale va oltre le nostre differenze, ma che la verità verrà detta sempre, perché siamo fratelli, e perché siamo fratelli noi diciamo la verità, perché siamo uniti nella verità. Ma dire la verità non vuol dire offendere, dire la verità vuol dire amare. E noi tante volte non siamo pronti ad ascoltare la verità e non siamo pronti a accoglierla, perché vogliamo vivere in una condizione che scegliamo noi molte volte di una figura perfetta, e dobbiamo ricordare che noi non siamo perfetti. Siamo stati rovinati dal peccato. La perfezione che ci ha fatto il Signore è stata rovinata dal peccato. Il peccato ci ha distrutto. E quindi quando il peccato ci distrugge, il Signore non ci lascia distrutti, ci dà la soluzione per una rigenerazione. Cosa vuol dire rigenerazione? Fare nuovo di nuovo. Il sangue di Gesù è potente per rigenerare. Chi può dire amen?
Quindi sacrificio vicario di Cristo. Perché vicario? Perché lui si è messo al posto nostro. Amen? Quindi Cristo si è messo al posto nostro, si è fatto sacrificio vivente perché il suo sangue potesse restaurare, rigenerare la nostra vita. Allora, nel testo Paolo fa un appello alla Chiesa, ai fratelli corinzi, dicendo: fateci posto nei vostri cuori. Interessante è che questo appello iniziale del versetto 2, Paolo chiede alla Chiesa di Corinto, ai fratelli di Corinto, che nei loro cuori ci sia un posto riservato alla fraternità, perché quando lui dice fateci, lui si riferisce a sé e a quelli che sono con lui, perché Paolo faceva ministro di Dio, pastore della Chiesa di Corinto, ma non presente perché era in catena, ma inviando Tito, suo rappresentante, che ha fatto pastore in quel periodo, che è stato lì con i corinzi, e Paolo chiedeva, appellava ai fratelli di fare posto nei loro cuori a loro. Quante persone noi abbiamo tolto dei nostri cuori e abbiamo scelto di non amare più? Persone che ci hanno tradito, persone che ci hanno ferito. Fratelli, la parola non togli la colpa, non nascondi la colpa, ma la parola ci insegna che c'è qualcosa molto più potente dei dolori causati da questi danni che ci hanno fatto. È il perdono di Dio. E il perdono di Dio viene come un cancello e cancella tutto. Una volta ho sentito una persona che mi ha detto: io perdono, ma non ho Alzheimer. Ossia, io perdono, ma non dimentico. E mentre ricordiamo, soffriamo. Mentre ricordiamo, c'è quel sentimento dentro i nostri cuori di dolore. Ma come fare per dimenticare? Come fare per cancellare, per togliere questi dolori, queste ferite? È un lavoro quotidiano che non so se i psicologi riusciranno ad aiutare, perché lo Spirito Santo è l'unico che può farci comprendere la dimensione del perdono. Non esiste terapia, aiuta, ma non soluziona. Ci dà indicazione, ma non ci porta alla soluzione, perché la soluzione è una scelta che facciamo di vivere il Vangelo. E quando noi scegliamo vivere il Vangelo, davanti a noi ci saranno tutte queste cose da affrontare. E mi ricordo quando sono convertito, il diacono Severino mi ha detto: adesso ci sono persone che tu devi chiedere perdono e ci sono persone che tu devi perdonare. Io ho detto: no, ma io sono adesso nuova creatura, tutto che è vecchio è cancellato, non c'è più, e da oggi in poi la mia vita è nuova. Sì, la vita che ci propone il Signore è nuova da seguire. Tutto è stato cancellato, la colpa, tutto. Allora, se tu non hai più colpa, cosa ti ferma? Se tu non hai più colpa,
cosa ti ferma, cosa ti impossibilita di andare dai tuoi fratelli a riconciliarsi con loro? Fateci posto nei vostri cuori, era l'appello di Paolo, un uomo di Dio, ma che non è stato capito quando ha scritto la lettera alla Chiesa di Corinto. Perché la Chiesa di Corinto si sentiva molto spirituale, e lo era, ma Paolo chiedeva loro di avere attenzione in alcune cose, perché molte volte noi non siamo pronti ad essere corretti, ma la Bibbia dice che quando siamo corretti è perché siamo amati, e noi non capiamo la dimensione dell'amore, perché pensiamo che siamo amati quando siamo soltanto elogiati, coccolati, abbracciati. Ma io sono sicuro che i genitori che sono qui presenti, quando correggono i figli, correggono perché amano, perché vogliono il bene loro, perché vogliono vedere la loro felicità. E quando Paolo scrive a loro, Paolo menziona tutto ciò che loro avevano di buono, ma Paolo anche corregge tutto ciò che loro dovevano correggere. Perché chi ama non è omesso, chi ama cammina in verità. Quando Paolo scrive, lui dice nel suo testo qua, in cui abbiamo letto, che ha generato in loro una tristezza, ma che quella tristezza non ha rattristato Paolo, perché, sai, io ho mandato una lettera, loro sono rimasti tristi, e io adesso sono triste perché magari non dovevo parlare quello, magari non dovevo dire di quel modo, magari non dovevo correggere. Paolo non si è pentito delle sue parole, no. Lui si è vantato di ciò che ha generato in loro una tristezza non secondo il mondo, secondo la carne, ma una tristezza secondo Dio, perché Paolo è riuscito a portargli a comprendere che loro non erano tutto quanto pensavano di essere, perché si sentivano molto grandi. Il ministero fraterno viene da conoscersi, viene da riconoscere anche i nostri limiti, le nostre debolezze, i nostri falli. Il ministero fraternale è nel comprendere che come umano è il mio fratello, umano anche sono. Se noi comprendiamo la nostra umanità, comprendiamo che i nostri fratelli sono umani come noi, e sono tutti sottomessi alle stesse passioni, agli stessi errori. Quando Gesù in Matteo 13,47 paragona il regno di Dio come una rete, lui dice: in questa rete verrà diverse specie di pesci, uno con meno spine, altro con più. Mi piace molto mangiare quel pesce che c'è solo la spina dorsale, facile, no? Ma ci sono altri. Per fare il cacciucco livornese ci vuole quelli che sono più difficili, che hanno troppe spine, che hanno poca carne, ma che producono un buon brodo. Perché per fare il cacciucco ci vuole un buon brodo. Vi sto spingendo
a avere fame, perché mangeremo insieme fra un po'. Ma per farvi capire che sia i pesci più facile e più desiderato è utile, è buono, come quell'altro che magari è più disprezzato perché questo non è da mangiare il filetto, ma questo è da fare brodo, ma è utile uguale. Perché nella rete di Dio vengono tutti e appartengono tutti a chi? A Dio. È inutile essere nella discussione, io sono di Paolo, io sono di Apollo e quegli altri, io sono di Cefa, il più santo. E ci sono altri, io non sono di Paolo, di Apollo, di Cefa, io sono di Dio. E questi sono più difficili. Come mai, pastore, è più difficile? Sì, perché nel capitolo 8 della stessa lettera, Paolo dice ai Corinzi: voi vi siete consegnati con buona volontà a Dio, ma anche a noi. È inutile spiritualizzare dicendo solo Dio. No. Gesù ha detto amare Dio sopra tutte le cose e agli altri come se stesso. Ossia, lui ha detto il mio regno è verticale e orizzontale. Se tu compri nella verticale e non compri nella verticale, non vale di nulla. Perché arriveremo là e diremo: Signore, ti ho amato tanto, ma tu non hai amato chi ho amato. Tu non hai perdonato chi ho perdonato. Perché a volte, fratelli, noi teniamo in cuore un rancore, un'amarezza verso una persona che quel torto che ci ha fatto Dio ha già perdonato e noi ancora teniamo in cuore quel torto, in memoria quello che ci ha fatto, quando Dio che è al di sopra di noi lo ha già perdonato, ma noi ancora no. Teniamo quello 1 anno, 2, 3, 4, 5. Quando vediamo da una parte, passiamo da un'altra parte, entriamo, se c'è la tranvia, entriamo dentro la tranvia e scendiamo o facciamo finta che non vediamo. E la Bibbia dice che la vostra testimonianza sarà vera quando amate Dio con tutte le vostre forze. È vero? No. Quando amate uni agli altri. Perché noi onoriamo Dio che non lo vediamo, ma non onoriamo che vediamo. Come possiamo onorare Dio che noi non vediamo? Se noi non onoriamo chi vediamo. Come possiamo amare Dio che noi non vediamo se non amiamo chi vediamo? Paolo chiede, appella, fa un appello: fateci posto nei vostri cuori, dicendo: fratelli, quello che ho fatto per voi, ho fatto per amore, perché vi ho amato. Io vi ho scritto di quel modo perché vi ho amato. Perché io vi amo. E per questo ho mandato Tito per conferire, per vedere ciò che in voi c'era. E lui cosa ha trovato? Una tristezza secondo Dio. E Paolo si era rallegrato con quella tristezza. Ma come mai rallegrarsi con una tristezza? Sì. Perché a volte noi ci rallegriamo con il vaso lì tutto intero, ma vediamo quella, come si chiama? Crepa, e manteniamo quel vaso con quella crepa tanto tempo. Ma quando cade nelle mani del vasaio, lui non permette la crepa. Cosa fa lui? Rompi. Spezza, finché diventi polvere. Aggiungi acqua e comincia di nuovo il lavoro. Ah, ma
Noi non sappiamo gestire le persone, ma il Signore lo sa. E con la parola noi riusciamo a camminare insieme. Quando Lui manda Tito, incontra quella chiesa di Corinto contrita, perché loro sono consapevoli che non erano ciò che pensavano di essere. E Paolo dice: infatti, ecco quanta premura ha prodotto in voi questa vostra tristezza secondo Dio. Era Paolo dicendo: questa martellata ha fatto bene. Questo che è successo nella tua vita ti ha fatto bene. Quello che stai provando ti sta facendo bene. Perché a volte noi abbiamo bisogno, vero o no? Di una martellata, è vero o no? Abbiamo bisogno. Fratelli, quanto mi è stato utile questa infermità, ma quanta premura, come dice Paolo, quanta premura ha prodotto in voi questa vostra tristezza, quanta premura ha prodotto in me questa mia infermità, quanto di Dio ha generato in me. E a volte noi pensiamo: quell'evento che ho partecipato. No, ci sono eventi che Dio prepara, che noi viviamo, che non sono eventi di chiesa, ma sono eventi che Lui prepara per insegnarci a eseguire il più grande ministero. Paolo dice: se dunque vi ho scritto non fu a motivo dell'offensore né dell'offeso, ossia io non vi sto scrivendo per togliere le parole che vi ho detto per causa di quelli che quando hanno ascoltato mi hanno offeso, e né per quelli che quando mi hanno ascoltato sono rimasti offesi. Non sto lì per ridire quello che ho detto. Quello che ho detto, ho detto. E noi viviamo in un tempo in cui noi non possiamo parlare la verità alle persone. Non possiamo dire a loro chi sono, come tu mi vedi. Perché abbiamo paura di offendere. E ci sono due vertenti, due cose, due strade. Una è chi ha paura di dire o non cammina sulla verità o non ama come fratello. No, ma no. Facciamo posto ai nostri cuori, Signore, fratelli, per lo Spirito Santo. Per carità, facciamo posto allo Spirito Santo nei nostri cuori. Per comprendere che molte volte noi non riusciamo a dire alle persone la verità perché non amiamo come fratelli. Perché io dubito, se tu ami una persona tu non sei capace di chiamarla, perché io quando prendo i miei fratelli Vinícius e Júnior, e io chiamo al telefono anche da lontano, dico tante cose, tutta la verità, e rimangono così. Io dico: ma sto dicendo perché vi amo, perché non ho paura di perdere, perché è sangue del... Un fratello che è Kelly lascerà di essere tuo fratello? Mai. Lui può si arrabbiare, lui può pensare quello che pensa di te, ma non può dire mai che non è tuo fratello, perché è sangue del tuo sangue. Però noi abbiamo messo la possibilità di non esserci fratelli, ma noi siamo fratelli nello stesso sangue di Cristo. Quando noi non abbiamo questo sentimento, noi annulliamo la potenza del sangue di Cristo sulla nostra vita, e noi stiamo vivendo nel periodo di un richiamo al sangue di Cristo sulla nostra vita.
Quando la fraternità non esiste, annulliamo la potenza dello Spirito, del sangue di Cristo. Perché è questo sangue che ci ha fatto fratelli, figli di uno stesso Padre. Quando non siamo fratelli fra di noi, non siamo fratelli di Gesù, che è il nostro fratello più grande. E non essendo in questa strada, noi seguiamo il giudizio della morte eterna. Paolo riferisce che le sue parole dure hanno generato in loro una tristezza che ha generato cose giganti nella vita di quegli uomini. Scuse, ma non scuse nel modo di fare un argomento, un discorso, stare lì a ridire. Non scuse di dire, sì, scusami, ho sbagliato. Oggi nessuno più fa così, difficilmente. Quando uno viene corretto c'è sempre un dibattito. Ma anche Tizio, ma sai, anche te fai così. Ah, ma ascolta, Paolo ha detto che quando noi siamo corretti dal Signore. Ai Corinzi, nel testo della scena, lui ha detto: quando voi siete giudicati, siete corretti dal Signore, perché molte volte noi prendiamo come un giudizio dal nostro fratello. Tu mi stai giudicando? No, non ti sto giudicando. Io sto, secondo la Bibbia, la parola, dicendo che ciò che tu stai facendo non va bene. E la Bibbia dice che quando venite giudicati, siete corretti dal Signore, ma non giudicati dai pareri umani, giudicati dalla parola. E Gesù non ci dà la parola per dire: chi non ha peccato lanci la prima pietra. No, lui ha detto così, lui può dire così, ma noi no, perché noi siamo peccatori. Lui può dire così, ma noi no. Noi, quando siamo corretti, dobbiamo abbassare la testa e riconoscere e dire: ho sbagliato. Non rimanere male, con la faccia così chiusa. Non mi piace. Tu sei tanto difficile quanto me. Versetto 4, Paolo dice: grande è la franchezza. C'è franchezza fra noi? Non esiste fraternità se non c'è franchezza. Indebolisce la fraternità. La colonna importante della Chiesa. La fraternità è una colonna di sostegno per la Chiesa. Una Chiesa che non ha fraternità è una Chiesa debole. Pericolosa, sabe perché? Perché essere sotto un tetto che non ha una colonna di sostegno è correre rischio, è vero o no? Abbiamo studiato, la prima colonna è la parola. Una chiesa che non c'è la parola, ah no, perché c'è quello insieme meraviglioso che noi mangiamo, va bene, quello è importante, ma e la parola c'è? Colonna di sostegno. Seconda colonna, la fraternità. Questa colonna, quando non c'è, non stare sotto quel tetto, perché è pericoloso. Quel tetto è pesantito da egoismo, da amore a se stesso, da individualità. E l'unico modo di sostenere questo tetto pesante è con la colonna della fraternità. Ecco, l'egoismo, divisione, contese, tutto quanto pesa, ma qui noi siamo uniti.
Noi siamo uniti. Uniti in cosa? Nel sangue di Gesù. Non ci sarà niente che ci separerà. Paolo ha detto, né pesti, né fame, né mortandà. Niente ci separerà dell'amore di Cristo Gesù. E noi siamo fratelli in questo amore, sì o no? La passione di Cristo qual è? Suo sangue, sua morte. Quindi, fratelli, oggi facciamo come San Francesco ha scritto la sua preghiera, che ci sono persone che dopo che si sono convertiti sembra che queste cose diventano mostri. Ma San Francesco, un uomo di Dio che non è da adorare né da pregare, ma un uomo da considerare, ha detto, dove c'è odio, che io porti il perdono. Dove c'è la guerra, che io porti la pace. Tanti cantano questo cantico. Signor, fazei-me un strumento di tua pace. Dove è odio che io porti l'amore, dove è offesa che io porti il perdono, dove c'è discordia che porti unione, dove è che porti la pace. Non mi ricordo più. Ma è così? Cantano, ma viviamo? E Paolo finisce dicendo nel capitolo 8, Paolo dice, versetto 1, ora fratelli, vogliamo farvi conoscere la grazia che Dio ci ha concesso alle chiese di Macedonia, perché nelle molte tribolazioni con cui sono state provate, la loro gioia incontenibile e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nelle ricchezze della loro generosità. Paolo dice, vedete là la chiesa di Macedonia. Oh, greci, guardate la Macedonia. Vedete loro, nella loro povertà, hanno prodotto opere ricche, sovrabbondanti. Quando noi pensiamo a questo, noi abbiamo bisogno di renderci a quest'opera. E che opera è questa? All'opera della grazia. E qual è l'opera della grazia? È quello che parlerò venerdì qua, nel nostro raduno. È l'opera che ci fa pari. Versetto 6 Paolo dice, così noi abbiamo esortato Tito a completare anche tra voi quest'opera di grazia, come l'ha iniziata. Qual era il punto cruciale della chiesa di Corinto? Io sono più importante, io sono meglio, io sono di qua, io sono di là. E quando Paolo esorta Tito a completare l'opera della grazia, Paolo dice, fagli capire che noi siamo uno nel Signore. Perché la grazia ci livella e ci mette allo stesso livello. Siamo nello stesso livello spirituale. Non esiste uno che è più grande, uno che è più piccolo, uno che è un peccatore più forte, un altro che è un peccatore. Siamo tutti uguali. Se tu canti, è perché per la gloria di Dio e grazie a Dio. Se tu predichi, è per gloria di Dio e per la grazia di Dio. Se tu servi, è per la gloria di Dio e per la grazia di Dio. Se tu cucini, è per la gloria di Dio e per la grazia di Dio. Se tu pulisci, è per la gloria di Dio e per la grazia di Dio. È l'opera della grazia che non fa quello che è nel pulpito superiore, né quello che è sotto
ascoltando o inferiore. La grazia prende quelli che sono inferiori e metti qua, e quelli che sono superiori metti qua. Lui abbatte e lui innalza. Alleluia. È l'opera della grazia che la Chiesa di Corinto aveva bisogno di capire. E in questo binario della grazia i fratelli camminano insieme. E così si compie il versetto, il salmo che noi molte volte leggiamo e diciamo, Salmo 133, con tanta gioia noi diciamo, no? Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme. È come olio profumato che sparso sul capo scende sulla barba d'Aarone, che scende fino all'orlo dei suoi vestiti. È come la rugiada dell'Hermon che scende sui monti di Sion. Là infatti il Signore ha ordinato che sia la benedizione, la vita in eterno. Alleluia. Com'è buono e quant'è piacevole. Il Signore desidera questo. Tu non puoi sentirsi meglio. Perché io nel corpo sono la mano, ma io nel corpo sono il piede. Molte volte uno fanno le unghie perché fanno vedere le mani, è vero o no? E sono più visibili. I piedi a volte sono più calzati, principalmente d'inverno. Soffri di più, no? Ma è importante tanto quanto la mano, perché regge il corpo. Senza i piedi non eravamo in piedi, diritti. L'ortopedico ha detto, tu hai i piedi piatti. Ho detto, questo lo so da piccolo. E si deve fare un intervento perché dobbiamo fare una curva perché tu possa essere più stabile e non avere questi dolori. Ho detto, lascia stare, lascia questo piedino com'è, perché fino adesso mi reggo e così continuo, perché avevo 180 kg e mi ha retto bene, quindi adesso o meno e reggerà ancora. È vero o no? Quindi lascia stare. A volte ci sono cose che vogliamo fare per cambiare una persona, la sua... No, lei è lei, lascia lei. Impara a vivere con lei. Impara a vivere con lui. Il problema è che noi vogliamo trasformare le persone. È la parola che trasforma. Quando Paolo ha scritto, non è rimasto con un sentimento di angoscia per ciò che ha scritto. Non, perché ha parlato le parole di Gesù. Quando correggiamo nel Signore. Amen? Che possiamo oggi rinforzare la colonna di fraternità. Chiamate oggi una persona che non è venuta al culto. Sentitela. Non per una chiacchiera né per pettegolesi. Perché certamente quello che è là a casa non ha ricevuto quello che tu hai ricevuto oggi. E quando tu chiami qualcuno, ma ho sentito la tua mancanza in chiesa, come va? Tutto bene? Ah, ma sai, il fratello, la sorella, perché questo diacono nuovo, questo pastore, fratelli, non parliamo di nessuno, ho chiamato per parlare di te, per sapere come stai, in che cosa posso essere utile, posso pregare per te, che possiamo essere pacificatori, non promotori di guerra, ma pacificatori, che possiamo chiamare e dire, fratello, sorella, stai bene, posso pregare per te? Rinforzando la colonna della fraternità, perché Paolo ha detto, perché in voi, versetto 14 del capitolo 8, nelle attuali circostanze la vostra abbondanza serve a supplire ai loro bisogni, perché la loro abbondanza supplisca altresì al vostro bisogno, affinché ci sia uguaglianza. Paolo parla qua della abbondanza economica, ma io parlo
dell'abbondanza spirituale. Chi ha ricevuto di più, dia di più. È vero o no? Abbiamo ricevuto oggi una porzione. Quando usciamo di quella porta, noi dobbiamo avere un posizionamento ancora più forte, perché non si può richiedere pazienza di chi non ha sentito parlare della pazienza. Non si può chiedere amore di chi non ha sentito amore. Quindi quando tu chiamerai o tu troverai qualcuno, allora verrà addosso tutte le cose. Tu non puoi comportarti uguale, tu devi comportarsi diversamente, dicendo: calma, tranquillo, non è così. A volte uno esce di un culto, trova su semaforo un senza cervello che grida, che dice tante cose e perde subito la pazienza. Ma tu non eri al culto? Tu non eri al culto? Allora sei uscito e hai già perso tutto? Tu hai ricevuto di più? Sei capace di gestire queste cose? Di sopportare i deboli? Di sopportare queste persone che non hanno ricevuto ciò che tu hai ricevuto? Tu stai ricevendo questa mattina una porzione dallo Spirito Santo di rinforzo per la tua anima. Quindi siate pazienti nelle tribolazioni, perseverate in preghiera, dice il Signore tramite l'Apostolo. Quando arriviamo a casa, troveremo i nostri figli, i nostri problemi. Questi culti ultimamente, quando tu arriverai a casa non ci sarà più il problema. Io credo poco a queste cose, perché quando Dio vuole fare, Lui fa immediatamente, Lui fa quando vuole, il tempo è suo. Perché ci sono cose che è da affrontare e quelle tribolazioni, come Paolo ha detto, mi rallegro perché queste cose vi ha servito, sta generando qualcosa in te. Quel figlio problematico che tu hai lasciato a casa, quando tu arriverai, sarà lo stesso figlio, ma tu hai ricevuto oggi una porzione diversa, trattalo diversamente. Ripara le reti per continuare a pescare, perché se no tu vivrai solo di storia. In quell'anno abbiamo fatto una pesca grandissima e adesso cosa stai facendo? Niente. In quella epoca abbiamo fatto, e adesso cosa stai facendo? Ah, perché quando questo bambino era piccolo, e adesso com'è? Il problema è che noi viviamo sempre guardando il passato e le reti bucate, piene di alghe che devono essere ripulite. E noi a volte pensiamo che il problema sono i pesci, le nostre reti sono deboli e noi abbiamo bisogno di rinfrancarle, rinforzarle ogni giorno, perché nel quotidiano di un pescatore la riparazione deve essere continua. Se noi non facciamo di continuo la riparazione, noi non avremo successo e saremo delusi. E Paolo invece ha detto: in noi non c'è delusione, perché tutto che avete passato ha generato in voi cose buone. Non c'è delusione di avervi consegnato la parola, di avervi presentato il Vangelo. No, è vero, fratelli, che quando arrivate a casa ci sarà quel problema da gestire, ma la porzione che lo Spirito Santo ci sta dando ci aiuterà a camminare, a gestire, a sapere come fare, a avere pazienza, a rinforzare per sopportare. Perché a volte una persona non bisogna ascoltare, bisogna essere soltanto sopportata. E Paolo dice che c'è tempo, Salomone dice che c'è tempo di parlare e c'è tempo di stare zitto. Gli amici di Giobbe
rimanessero zitti sarebbe meglio, sì o no? Ma quando aperto bocca, che meraviglia, che consolazione silenziosa. Fratelli, a volte quel problema, quel figlio, quel marito, quell'amica, bisogna soltanto di uno che stia zitto, che lo abbracci e preghi e basta. Parole, pensieri umani non trasformano nessuno. È la parola di Dio che trasforma. Io voglio essere, Signore amato, come un vaso nelle mani del vasaio. Prendi la mia vita e la faccia di nuovo. Io voglio essere un vaso nuovo, come tu vuoi, Signore amato. Io sono il vaso, tu il vasaio. Prendi la mia vita e rifaccia di nuovo. Io voglio essere un vaso nuovo. Apri le tue mani così, simbolicamente. Fratelli, tenete così come una porzione che avete ricevuto stamattina. C'era una sorella, c'è ancora viva, Sonia, e quando uno era lì a predicare lei faceva così. E le donne nei nostri paesi prendono le cose valorose, invece di mettere in tasca, mettono qua, per non essere rubati. E lei faceva, questo è per me. E io tenevo quello, sempre osservavo lei così, dicevo, che fai? Dopo ho detto, è vero quello che fa lei, perché lei non mette in tasca, ma custodisce nel buon deposito, è nel cuore. Prendiamo oggi, Signore, che possiamo arrivare a casa oggi e dire, problema, ci sei, ma io non sono quella che ti ho lasciato stamattina, sono altra. Amen? Perché magari il problema non cambia, ma noi sì. Alleluia! Gloria a Dio. Amen. Fratelli, lodiamo al Signore per questa mattina felice nella presenza del Signore. E dov'è? È perché non fanno una foto sua. Oggi dobbiamo fare una foto bella. Per me non è facile come per te. Tutte le mie foto io sono così, perché sono una persona di espressione. Allora quando mi prendono con la foto, allora quando fanno una foto io sono sempre con la mano così. E a volte lei viene a fare una foto, io cerco di stare un po', mentre parlo, un po' così per uscire bene la foto, perché ultimamente esce così, ogni faccia una risata, perché però va bene. Il 21 è stato il compleanno del nostro diacono, lui che con me dirige questa congregazione insieme a tutti i miei fratelli, perché noi non dirigiamo la Chiesa, presidiamo la Chiesa perché siamo superiori, noi serviamo la Chiesa. Io quando l'ho chiamato a essere con noi, a servire
la Chiesa di Firenze, io l'ho chiamato per servire, non ho chiamato per essere capo della Chiesa, perché il capo c'è già e nessuno può occupare il suo posto. È vero o no? È Gesù il capo della Chiesa. Noi serviamo la Chiesa, siamo i maggiordomi, gli amministratori. Insieme a tutti gli operai, a tutta la Chiesa, noi serviamo al Signore. Il titolo non ci fa superiori, ci fa ancora più impegnati di servire con più impegno. Quindi la nomina passa, ma la colonna della fraternità è quella che ci reggerà fino al giorno del Signore. E quindi l'opera della grazia ci fa capire che Wallace non è superiore a me, né io perché sono pastore sono superiore a lui. Lui mi rispetta per il dono che il Signore mi ha dato, io lo rispetto per il dono che il Signore ha dato, e la Chiesa a Firenze, centro, riconosce il dono che il Signore ha dato a lui. Amen? E conferma questo dono, che noi non siamo uomini perfetti, ma siamo servitori del Signore che è perfetto. Amen? E quindi vorrei ringraziare al fratello Wallace, al fratello diacono. La sorella Severina Geremia mi chiamava fratello pastore e mi piaceva molto, perché ho detto: sorella, perché mi chiami fratello pastore? E lei ha detto: perché quando il pastore mancherà, il fratello ci sarà sempre. Quando il pastore fallirà, il fratello ci sarà sempre. Perché io posso lasciare di essere pastore, ma il fratello non lascerò di essere mai, mai. Amen? Quindi vorrei invitare il nostro fratello diacono Wallace, la sorella Neuma e la Letizia per venire qua davanti. Vorrei, nel nome della Chiesa di Firenze, consegnare un versetto che ho già dato a lui, ma vorrei oggi parlare di più. Che è il versetto che si trova in Isaia 43, vede, si fa una faccia bella. Isaia 43, versetto 1, dice così la parola: ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Io ero in preghiera nel giorno del suo compleanno e ho chiesto al Signore questa parola, una parola, e Lui mi ha dato questa qua, che parla di un ciclo che Dio stava chiudendo nella vita del popolo di Israele. Infatti, Lui chiama Giacobbe e chiama Israele. Nel versetto che abbiamo letto dice: ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe. Giacobbe è il ciclo antico, il ciclo della ribellione, il ciclo dell'inganno, il ciclo che lui aveva intrapreso strada per ingannare suo fratello, per avere la primogenitura, la furbizia, tutto quanto lui ha fatto di testa sua è stato fino lì. Però dopo il Signore dice: colui che ti ha formato, o Israele, ossia, nonostante tu sei questo Giacobbe, io ti ho formato come Israele, ossia, da quando ti ho generato ho un piano per te. Quindi, fino alla valle di Jabbok, Giacobbe è stato Giacobbe. Fino lì. Di lì in poi lui è diventato Israele, non perché ha voluto lui. E noi non siamo qua perché abbiamo
deciso. Gesù ha detto: non foste voi che mi avete scelto a me, ma io vi ho scelto. Quindi tu non sei qui perché tu hai voluto, ma perché ti ha scelto il Signore. Ha previsto questo per la tua vita. Quindi lui dice: non temere. Ma lui non dice non temere perché Giacobbe era forte, lui non dice per causa di questo motivo. Lui dice non temere perché il Signore si fidava in sé stesso. Perché noi falliremo, noi sbaglieremo, noi dondoleremo, ma il Signore è il Signore in eterno. E quando lui dice non temere, lui dice perché io ti ho riscattato. Io so l'opera che ho fatto nella tua vita. Ti ho chiamato per nome, ossia io ti conosco molto bene. Il Signore dice a Giacobbe: io ti conosco molto bene. Non ti preoccupare perché io so chi tu sei. E lui finisce dicendo: tu sei mio. Proprietà del Signore. È buono appartenere al Signore, è vero o no? È buono appartenere al Signore. Quindi tu sei del Signore. Io vorrei ringraziare Dio per la tua vita, perché io ho trovato nella strada molti amici. Pastore José Carlo di Lima dice: fate 9 amici, ma non disprezzate gli antichi. E io, per la grazia di Dio, continuo con i miei amici e facendo 9 amici. È vero o no? Eu non so cosa il Signore ha riservato per te. Perché a volte dici: il pastore sa di tutto. No, il pastore non sa di tutto. Noi stiamo servendo al Signore. La Bibbia dice che Tito è andato in Corinto per volontà propria. Lui è andato perché ha sentito il bisogno. E interessante è che quando Dio ti ha chiamato a fare quest'opera, Lui sa anche cosa la Chiesa aveva bisogno. E Lui, essendo il Signore, non fallisce mai. E io vorrei, nel nome della Chiesa di Firenze, ringraziare Dio per la tua vita, per la tua famiglia, perché non solo Lui e la sua casa, la Neuma che è una benedizione per tutti noi, la Letizia che è questo amore che vogliamo tanto bene, amiamo tanto questa bambina, e è un dono di Dio questa famiglia. E non parlo questo perché né loro si gloriano né altri si ingelosiscono, ma parlo per la gloria di Dio, perché dobbiamo glorificare Dio uni per gli altri. Quando dico di Lui non inferiorizzo altri, ma menziono Lui perché ha menzionato Dio Lui in mezzo a noi. Come i principi di Israele sono stati scelti dal Signore, e quindi tu sei stato scelto dal Signore per quest'opera. Che Dio ti benedica, che Dio ti faccia prosperare in ogni cosa, che tu sia l'uomo della parola, che la parola cammini dentro di te, sia in chiesa, sia nel lavoro, sia nella tua casa, sia con gli altri, che quando tu esci di questa porta tu sia lo stesso diacono che troviamo qua dentro, che quando tua moglie apra la bocca tu sia lo stesso servo che tu sei qua, perché uno non può guidare la chiesa di Dio se non guida la sua casa. È la parola che ci dice così. E fino adesso la Chiesa può testimoniare di te e della tua famiglia, che la Neuma, che la Letizia siano ammaestrati da te, che sei il capo di loro, che Dio ha messo come capo della famiglia, e che siano ammaestrati, siano protetti, amati
e che tutta la Chiesa possa dimostrare, possa confermare la parola viva in te e nella tua casa. Io vorrei ringraziarti per questo amico che sei, perché ci vuole tempo per avere una fiducia, ma l'amicizia è una scelta che facciamo. E quando facciamo, siamo amici anche quando siamo traditi. Siamo amici anche quando siamo feriti. Tu mi hai ferito, ma io sono tuo amico. Tu mi hai tradito, ma io sono tuo amico. Vieni qua. No, ma non sto dicendo di te, no. Io sto dicendo alla Chiesa. Non mi ha né ferito né tradito, Chiesa. Vorrei menzionare questo. Non sto parlando di lui, ma sto dicendo, a volte noi siamo traditi, feriti, ma dobbiamo essere amici. Amici che sono capaci di perdonare e dire, vieni qua. Ti voglio bene. Vieni qua. Via di noi, Satana. Via di noi, Satana. Via di noi, Satana. Nel nome di Gesù. Amen? Quindi grazie per questo amico che sei e sta imparando a abbracciare. Io ho detto a lui che sono stato a Rimini e gli italiani hanno l'abitudine di baciare, ma fratelli, noi brasiliani non abbiamo questa abitudine. Ma io sono stato baciato da tanti uomini e quegli uomini, tu sei prezioso, meraviglioso. Io dico, Signore, mamma mia. Ormai sono in Italia e tanto abbraccio, tanto bacio, carissimo Victor, meraviglioso. 4 baci perché tu sei speciale. Io ho detto proprio 4. E stiamo imparando a abbracciare, baciare non tanto, ma abbracciare sì. Amen? Quindi che il Signore ti benedica. Questa è la parola. Vorrei invitare la Priscilla anche per dare una parola e dopo vorrei invitare il nostro diacono Maurizio che rappresenterà tutta la Chiesa, lui che è il più antico presente qua, il primo membro presente qua, e lui consegnerà un pensiero che abbiamo fatto per te nel nome di tutta la Chiesa. Amen? Quello passerà. La considerazione è quella che rimane. Amen? Amen. Saluto a tutti con la pace del Signore. In nome della Ufadamit, dei bambini, della Chiesa, vorrei anche lasciare la mia parola al diacono e ringraziare Dio per la sua vita. Oggi, stamani, stavo pensando anche a un versetto, anche se non mi aveva detto nulla, che aveva l'opportunità, ma stavo pensando in lui, nel suo compleanno, e mi è venuto un versetto in mente, che è quello che voglio lasciarlo, che si trova nel libro di Proverbi, capitolo 3, versetto 16 e 17. Lunghezza di vita sia nella tua destra, ricchezza e gloria nella tua sinistra. Le sue vie sono vie deliziose e tutti i suoi sentieri sono di pace. Amen. Che il Signore continui a benedirti, che il Signore ricompensi tutto quello che fai nell'opera del Signore, anche quello che noi non vediamo. Io dico sempre, tante volte
il pastore non vede, quelli che sono avanti non vedono, ma il Signore vede ogni cosa, il Signore registra ogni cosa, il Signore ha tutto, ha visto tutto, ha visto ogni cosa, ogni fatica, ogni lavoro, ogni cosa che fai per il Signore. E questo che chiedo, questo che dice questo proverbio dell'uomo saggio, che l'uomo saggio trova vita, lunghezza di vita nella sua destra e ricchezza e gloria nella sua sinistra, che la prosperità del Signore ti accompagni e sia per sempre sulla tua casa e sulla tua vita. Amen. Dio vi benedica. A nome della Chiesa, c'è Adamit, Arca Missionaria, qui a Firenze, ti doniamo questo dono, questo regalo che la Chiesa ha per te e ti ringrazia e ti benedica nel nome di Gesù. Amen. Bacino ancora non sono abituato. Grazie alla Chiesa. Oggi è stata una bella giornata, un bel culto e che il Signore ci benedica tutti nel nome di Gesù. Amen. Non aspettavo. A pace a tutti, ma sempre ho da dire qualcosa confronto a mio marito. Lui ora sta in una nuova fase. Io l'ho conosciuto in una fase della sua vita e oggi posso dire il Signore tante cose ha fatto. È stata una camminata difficile, ma nella preghiera noi riusciamo a arrivare. L'inizio è stato molto duro, siamo stati insieme per 8 mesi e lui è andato via e è rimasto quasi 2 anni lontano e il Signore gli ha dato la forza, gli ha rafforzato questo amore e ha fatto che io e lui crescessi di più. Di questa 2 anni di distanza il Signore ha fortificato ancora il nostro amore. Io sono diventata una donna e sono stata più sensibile a molte cose che magari prima non era. Veramente la sofferenza noi passiamo per momenti e iniziamo a vedere cose che magari in giorni normali non si vede. E il Signore ha aperto tanti miei occhi per pregare per un punto specifico una vita di Wallace. Io vedo io facendo cose meravigliose di quei punti e io l'ho pregato e io consiglio a tutti e potete ginocchiarsi e chiedere al Signore, il Signore fa. Lui in questa fase della sua vita, come marito non ho parole per dire tanto è speciale, è un uomo di Dio a casa, è una persona che fa il sacerdote di casa. Sono molto felice, molto grata, ti amo tantissimo e il Signore possa fare in questo anno sia un anno benedetto nella tua vita e le promesse del Signore si compiono nella tua vita nel nome di Gesù. Amen. Grazie. Volevo ringraziare la Chiesa, anche i fratelli. Tieni. Volevo dire che ringrazio a tutti che sono qua,
ringrazio anche i pastori perché lo sa la storia che io ho passato e voglio dire che há tanto tempo fa Dio mi ha dato un sogno. Scusa se piango, ma Dio mi ha fatto vedere. Io ero un'altra chiesa e Dio mi ha fatto vedere che c'era la chiesa che ero io, un'altra chiesa qua, era un altro campo. E io guardavo la chiesa che ero io, vedevo quella chiesa, guardavo e andavo da lontano, era un altro campo. Io ero lì a giocare calcio e c'erano due persone qua con la testa di toro e corpo di uomini. E loro due aravano la terra con forza, con gioia, con vigore. E la terra dove aravano loro era forte, prospera. E se c'è frutto, darai grande frutto. E io sono uscito da quel luogo e sono rimasto accanto a loro. Ma c'è nel sogno, Dio ha dato un segno che sarebbe quello. Prima è venuto i pastori. Come si chiama i pastori? È venuto a Taire qua. Io sono venuto alla volta della chiesa, ho guardato, ho detto non è lui, perché Dio ha dato un segno. E dopo è venuto loro, ho rimasto 5 anni per sapere se era vero lui. E un giorno lui ha usato in mezzo alla strada, qua vicino, e ha detto, senti, Dio ha visto tutto, Dio ha visto tutto, Dio è buono, Dio è buono, Dio è buono, Dio ha visto tutto, Dio ha visto tutto. Io sono figlio di chiesa, ancora debole, ancora fragile, ancora con il cuore ferito. E Dio ha usato la sorella e ha detto una cosa solo che mi è piaciuto, perché da quando sono piccolo, tutte le chiese che vado, tutti dicono, Dio c'è una cosa diversa con te, Dio c'è una cosa diversa con te. E quel giorno lei ha detto una cosa che mi è piaciuto tutto. Lei ha detto, ora ti vieni a chiesa per bene o per male. E quello lì è stato la conferma che ho chiesto a Dio. E quando lui mi ha invitato a fare la colletta, io ho visto, devo essere accanto a lui. E sono dato un braccio a lui di conferma. E oggi è la conferma che io sono accanto a lui. E questo sogno Dio mi ha fatto 17 anni indietro. Io ho parlato con i miei fratelli, loro mi guardavano e dicevano, è bugia, stai mentendo. Ma oggi, per la gloria di Dio, il mio fratello è lì a Verona, che ora io credo, io sarò che lui sarà una benedizione per Dio. Io voglio ringraziare la Chiesa, io sono sicuro della mia chiamata, ringrazio pastori perché è venuto da Brasile, perché lui è un complimento di un sogno che ho avuto. Agradeço la Chiesa, amém. Precioso, meraviglioso. Facciamo una preghiera per loro. Mettiamoci in piedi, fratelli, perché il pensiero, il regalo passa. Chi non ha messo il suo, c'è tempo, c'è spazio dentro la scatola. Alla fine, prenda ouro, argento, rubi, esmeralda, tutto quanto avete, euro, dólar, anche reais, pix. Amen? E potete consegnare anche a lui come un regalo, un pensiero. Ma quello che rimane è la parola, è la considerazione, è la preghiera, è quello che sempre dico a loro. Ho detto, guarda, la cosa che io voglio della Chiesa è la preghiera. Se la Chiesa prega per me, Francesco, che è morto, l'antico Papa, non condivido tante cose con lui, ma una cosa che condivido è che lui alla fine dei suoi discorsi lui diceva, pregate per me. E io dico sempre, pregate per me. Paolo ha detto, pregate per me che il Signore sia come nell'aprire e nel chiudere della mia bocca. Quindi pregate per me, perché io possa
essere ciò che il Signore vuole. Preghiamo per loro perché possano essere ciò che il Signore desidera. Amen. Stendiamo qua le mani. Padre, nel nome di Gesù siamo qui dopo questo culto che abbiamo, Signore, offerto a Te. Anche in questo momento offriamo la gratitudine dei nostri cuori per la vita e il ministero di questa famiglia che Ti servono in questa casa, che Ti servono insieme a noi, Signore. Grazie perché Tu hai fatto gli uomini come primizia, Signore, del creato, e a quest'uomo Tu non hai dato solo, Signore, la primazia del creato, ma hai dato Tuo Spirito. E vogliamo ringraziarti perché Tuo Spirito è venuto per la salvezza, è venuto tramite il Tuo sacrificio, per la salvezza che ci hai dato. E vorrei ringraziarti perché non siamo solo creazione, ma siamo figli, siamo eredi, siamo fratelli, siamo popolo Tuo, pecore del Tuo gregge. Grazie, Signore, per tutto ciò che hai fatto nella vita di Wallace, di Neuma, di Letizia, per tutto quanto hai dato a loro fino adesso. Ti prego, Signore, che Tu possa dare ancora di più, che Tu possa moltiplicare i Suoi anni, la sua vita, la salute, la forza, che Tu possa riempirlo ancora di Spirito Santo, di saggezza, di timore, di equilibrio spirituale, che Lui sia uomo della preghiera, che Lui sia il pacificatore, che Lui sia l'amico, che Lui sia l'operaio fedele, che Lui sia il dispensatore dei Tuoi misteri, della Tua parola. Signore, dà ciò che noi uomini non possiamo, ma ciò che Tu hai riservato per coloro che Ti amano e che Ti cercano, Signore. Che Tu possa aiutarlo con salute, con forza, che Tu possa, Signore, benedire la sua casa, le sue finanze, e che lui possa vivere molto e vivere bene per la Tua gloria e nel Tuo nome. Noi vogliamo benedire la famiglia nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che Dio benedica a tutti, che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e consolazione dello Spirito Santo siano con tutti oggi per sempre. Diciamo amen. Signore, ringraziamo per il cibo che mangeremo, provvedi anche a chi non ha. Ti ringraziamo per ciò che hai dato a ognuno di noi, che possiamo, Signore, ogni giorno ricordare della Tua bontà a provvedere il pane quotidiano per la nostra famiglia. Ti ringraziamo per questo, nel nome di Gesù. Amen. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Wallace, tanti auguri a te. Ti benedica il Signore, ti benedica il Signore, ti benedica il Signore. Tanti auguri a te, parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém. Dio benedica. Fratelli, prepariamo i tavoli per il nostro pranzo.